Tutto pronto per la terza corsa, trofeo Gentleman for Life, 1 Zanna Bianca Bass, 2 Zenith Mo, 3 Sidney dei Greppi, 4 Electroshock, 5 Otis di Pippo, 6 Venusia Jet, 7 Ruben Senne, 8 Gimme Heaven Sisu, 9 Vento da Barco. Favorito in chiusura di gioco Sidney dei Greppi con Caterina Dame. Si parte con Electroshock che vola al comando nei confronti di Zanna Bianca Bass, poi lungo la corda filtra bene Rubens N, all'esterno è rimasta Caterina Dami con Sidney dei Greppi, la quale si trascina Vento da Barco, poi ancora Gimme Heaven Sisu, i primi 200 da parte di Electroshock in 14,9. Falsa partenza disastrosa e partenza invece perfetta per Electroshock e Matteo Zaccherini che hanno preso il comando delle operazioni e ora possono anche decisamente rifiatare. 36 per i primi 400 metri di corsa, nessuno avanza all'esterno e allora Electroshock può fermare praticamente da treno, ha sempre un paio di lunghezze nei confronti di Zanna Bianca Bassa, all'esterno Sidney dei Greppi a precedere Vento da Barco, quindi Gimme Heaven Sisu, un paletto addirittura in 16,9 per la curva di sinistra. In vantaggio Electroshock nei confronti di Sidney dei Greppi che ora prova ad avvicinarsi all'esterno, Vento da Barco in pariglia a precedere Gimme Heaven Sisu, lungo i birilli sempre Zanna Bianca Bass a precedere Rubens N, quindi ancora Zenith Mo, Otis di Pippo e Venusia Jet chiudono alla retroguardia. 1-2-8 per i primi 800 metri di corsa, Electroshock in vantaggio, al chilometro si muove subito Vento da Barco che aggira Sidney dei Greppi che ha finito a palo lontano, Electroshock ora deve riallungare per ribattere a Vento da Barco che prova a portarsi all'attacco del battistrada, Electroshock leader nei confronti di Vento da Barco, lungo la corda è richiesta Zanna Bianca Bass. La dritta di là passata in 14,4, accelera secco Electroshock che lascia lì un paio di lunghezze nei confronti di Vento da Barco, il quale ha spazio per scendere alla corda e rifiatare lungo la curva. Zanna Bianca Bass che va in crisi, riavvicinata da Gimme Heaven Sisu al largo, ma intanto Electroshock è entrato in retta arrivo in chiara evidenza. Electroshock che la fa sudare nelle false a Matteo Zaccherini, ma poi in corsa è un bravo soldatino, porta a casa il successo, vince nei confronti di Vento da Barco, al terzo Zanna Bianca Bass. 29,8 la chiusa, 1,16,4 il ragguaglio cronometrico, il successo per Electroshock, Matteo Zaccherini, Francesco Alessandrini. Il portacolori della scuderia Limitless è un figlio di Rodrigo Jet che porta a casa il successo in perfetto percorso di testa. Electroshock e Matteo Zaccherini siglano la terza corsa all'Arcoveggio di Bologna, il premio Depeche Mode, trofeo Gentleman for Life, Matteo Zaccherini ed Electroshock.